insieme. Questa sera vorrei meditare con voi su un soggetto che mi sta a cuore, è un soggetto che in realtà sta a cuore a tutti riguardo allo svolgere delle attività, portare avanti dei progetti. Stiamo parlando spesso in questo periodo di questo argomento, ma di una qualità, di una virtù, di una richiesta del Signore che peraltro è anche una delle richieste che noi facciamo a quelli che sono coinvolti nella nostra vita o svolgono delle attività insieme a noi. E l'argomento è quello della perseveranza. Leggeremo insieme nell'Epistola agli Ebrei, dal capitolo 10, leggeremo un brano che va dal verso 32 al verso 39, che è la fine del capitolo. Potete seguirlo con la vostra Bibbia oppure seguire nello schermo i versi che saranno adesso proiettati. Ebrei, capitolo 10, dal verso 32 al verso 39. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza, che ha una grande ricompensa. Infatti, avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto, per fede, vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ecco, questo è il soggetto, questo brano che l'autore dell'epistola introduce ricordando il primo zelo, il primo amore, i tempi eroici che ognuno di noi ricorda con affetto, con nostalgia e prova a riproporre costantemente nella propria vita. Ma il tempo passa, le cose cambiano e in qualche modo sembra che i trionfi dell'entusiasmo iniziale non tornino più indietro. Ma lo scrittore agli Ebrei dice: ricordatevi di come eravate, ma sappiate che quell'attitudine è l'attitudine che è richiesta fino alla fine. E quindi il soggetto di questa sera è la perseveranza. C'è da dire che nel Nuovo Testamento il termine usato in questo caso nel nostro brano, per esempio con costanza, è quello che viene tradotto con perseveranza, a volte viene tradotto con pazienza. Per esempio in Ebrei, dove abbiamo letto, al versetto 36 dice: avete bisogno di costanza, ma possiamo ugualmente sostituire il termine col sinonimo perseveranza o pazienza. Il concetto è quello. Quindi il concetto è quello di rimanere nella propria posizione, di resistere, di rimanere stabili, di non mutare nelle idee, nell'azione, nella volontà. Perseveranza. E lo dice chiaramente lo scrittore, dicendo: avete bisogno di perseveranza, perché se non è così perderete lo zelo, se non è così abbandonerete la vostra franchezza. I motivi possono essere tanti, però nonostante la molteplicità dei motivi, la richiesta rimane la stessa. Non è per il fatto che le cose cambiano intorno che la richiesta di perseveranza muta e dice: quando era possibile vi chiedevo perseveranza, ora le cose sono cambiate, quindi
rivediamo la posizione. Non è così. Perseveranza è la richiesta. Eppure se noi riflettiamo sui tanti problemi che incontriamo nella nostra vita quotidiana, nelle attività familiari, lavorative, professionali, le attività comunitarie stesse, beh, noi dobbiamo confessare che il grande assente, la grande assente, lo uso il femminile come il nostro sostantivo, è proprio la perseveranza. Perché qui tante volte ci si blocca nel considerare i tanti problemi, cercando motivazioni di varia natura. Mancano le risorse, manca il tempo, mancano le risorse economiche a volte, mancano le capacità personali. Mi sembra che le cose non stiano così. Ogni volta che il grande assente è proprio la virtù della perseveranza, insorgono problemi, perché è molto più importante che ci sia una costanza nell'impegno, che ci sia una stabilità dei propri propositi, che non eh, portare e sfoggiare grandi capacità, grandi talenti che poi si esauriscono rapidamente. Noi abbiamo problemi quando la grande assente è proprio la perseveranza. Eh, C'è da dire che la parola del Signore su questo argomento è molto molto chiara ed è così chiara che chiunque intraprende il cammino di fede non ha alcuna giustificazione a riguardo della perseveranza. Immaginate il consiglio che ci dà il Signore riguardo al seguirlo quando fa l'esempio con questa figura dell'uomo che deve costruire una torre e dice immaginate un uomo che inizia a costruire una torre ma non ha risorse sufficienti per portarla a termine. Ecco, l'esempio è quello. Guardate che, dice il Signore, se voi iniziate ma a un certo punto interrompete, venite meno, lasciate a metà l'opera, sarà vostra vergogna. O l'uomo che va alla battaglia non avendo l'esercito sufficiente per affrontare il proprio nemico. Il Signore dice fate bene i calcoli perché quello che io richiedo è la costanza, è andare fino in fondo, è perseverare. E quindi se voi iniziate con grande entusiasmo, ma non mettete in conto che la mia richiesta non è l'entusiasmo iniziale, ma la perseveranza quotidiana, beh, sappiate che questo ritornerà a vostra vergogna. E quindi il consiglio del Signore ci fa capire che quando manca la perseveranza sorgono i problemi. Quante volte abbiamo voluto intraprendere delle iniziative e poi, nonostante i buoni sentimenti, tutto è dovuto rientrare, a volte miseramente, perché chi era coinvolto in quelle iniziative non l'ha portato avanti il proprio impegno con perseveranza. Non sto parlando strettamente delle cose della Chiesa o del servizio cristiano, ma qualsiasi attività della nostra vita. Se ci pensiamo è sempre andata così. Ogni cosa che iniziando bene non è stata alimentata dalla perseveranza, dalla costanza, dalla pazienza, dalla stabilità di chi era coinvolto è franata rovinosamente. Lo stesso vale chiaramente nella nostra vita spirituale, lo stesso vale nella nostra vita di servizio. La richiesta del Signore è la perseveranza. Dio che conosce il nostro cuore e che sa che siamo limitati, che siamo incoerenti, che abbiamo tanti difetti, che siamo dei peccatori. Dio che sa tutte queste cose ha mandato Gesù a morire sulla croce per noi. È venuto a noi sapendo queste cose e chiaramente sapendole non poteva chiederci la perfezione, perché sapeva che siamo imperfetti, non poteva chiederci la maturità,
perché sapeva che la crescita spirituale iniziava nel momento in cui avremmo accettato il Signore come Salvatore e sarebbe stato un cammino di progressione nella santificazione, nella maturità cristiana. Chiaramente il Signore non poteva richiedere nulla di tutte queste cose, che sono le cose che noi chiediamo. Chiediamo alle persone di essere brillanti, di essere capaci, di essere abili, forti. Il Signore non avrebbe mai potuto chiedere cose che sapeva che noi non possedevamo e infatti non ce le ha mai chieste. La richiesta di Dio a tutti gli uomini che lo ricevono nel cuore è la perseveranza. E se sfogliamo le pagine del Nuovo Testamento, in modo particolare dei Vangeli, noi ci accorgiamo che su questo tema la parola di Dio ha molto da dire e ha molto da dire senza grandi interpretazioni, ma in un modo molto molto diretto. Il Signore ha parlato di perseveranza innumerevoli volte. In Luca si parla molto di perseveranza. Nella parabola del seminatore di diversi terreni, nel buon terreno cade il seme e il Signore spiega: quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono, e dice il Signore, portano frutto con perseveranza. Portano frutto con perseveranza. Quindi l'aspettativa, diciamo così, del Signore, la richiesta del Signore è la perseveranza. Portare frutto con perseveranza, non a stagioni, non a momenti, non quando siamo in vena, ma portare un frutto con perseveranza. Ancora il Signore dice nel discorso sul Monte degli Ulivi riguardo agli ultimi tempi: non vi preoccupate di quello che direte, di quello che dovrete testimoniare, vi sarà dato ciò che dovrete dire davanti ai tribunali, davanti ai vostri avversari, ma sappiate che con la vostra costanza, il termine è sempre quello, salverete le vostre vite. Con la costanza salveremo la nostra vita, non con i grandi sermoni, non con i grandi propositi, non con l'aver resistito per un po', con la vostra costanza. E questo passo ci riporta il passo parallelo che è in Matteo, quando il Signore dice in Matteo 24, chi avrà perseverato, il termine è ancora quello, chi avrà pazientato, chi sarà stato costante, chi sarà stato stabile, sino alla fine sarà salvato. Quindi non chi, lo sappiamo e l'abbiamo detto molte volte, non chi avrà compiuto potenti operazioni, non chi avrà detto molto, no, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ancora il Signore, quando in Giovanni dice io sono la vite, voi siete i tralci, senza di me voi non potete fare nulla, dice riguardo ai frutti, e che il vostro frutto rimanga. Ancora questo concetto della costanza, questo concetto della perseveranza rimane ancora forte negli insegnamenti evangelici. Così va avanti la parola del Signore e lo stesso scrittore agli ebrei ne parla. Abbiamo letto nel capitolo 10, ma nel capitolo 12, dopo aver fatto l'elenco degli eroi della fede, dice lo scrittore: anche noi, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Fratelli, sorelle, o anche amici che sono in ascolto forse e non hanno dato il cuore al Signore, sono lì titubanti, che combattono se accettare il Signore, se seguirlo o continuare a rimanere ai margini e a temporeggiare. Non possiamo temporeggiare, questo lo vogliamo dire chiaramente, dobbiamo accettare il Signore come nostro personale Salvatore per il perdono dei nostri peccati e la nostra salvezza. Ma la parola di Dio è sempre stata chiara. Da quel momento in avanti ciò che ci salverà sarà la perseveranza. Gesù disse: nessuno che mette mano all'aratro e poi si guarda indietro è adatto per il regno dei cieli. È la considerazione che può essere spesa una vita intera nella fede e poi smettere di
pazientare nel Signore, di perseverare nella fede proprio all'ultimo, è una considerazione che dobbiamo fare. Dobbiamo arrivare fino alla fine. È nell'ultimo giorno della nostra vita che si saprà se siamo rimasti costanti fino all'ultimo. Allora lo scrittore agli Ebrei nel brano che abbiamo letto dice: avete bisogno di costanza, perché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso. Quindi il Signore qui cita il profeta, lo scrittore, il Signore verrà, non tarderà, quindi voi dovete avere pazienza, dovete avere perseveranza, dovete rimanere stabili nelle vie del Signore. Il mio giusto per fede vivrà, se rimane costante, perseverante nella fede, vivrà, ma se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora voglio fare una considerazione riguardo all'idea, l'immagine, il pensiero, la visione di Dio che molti hanno. Molti pensano che il Signore sia un paparino sempre disponibile a- ad assecondare le nostre debolezze, ad assecondare quello che siamo, in qualche modo a giustificarci. Lui ci giustifica per i meriti di Gesù. Ma ci sono cose che il Signore non gradisce. E la parola del Signore questo lo dice chiaramente. Ci sono delle cose che Dio non approva. E il fatto che rimangano nella nostra vita non ci permette mai di dire tutto sommato il Signore non mi scarterà perché in qualche modo lo amo. Ci sono delle cose che il Signore non gradisce, se rimangono nella nostra vita, rimangono come condizioni stabili, che ci mettono quindi in una posizione che il Signore non può accettare. E non sto parlando del fatto che siamo dei peccatori tutti i giorni. Noi saremo salvati non perché smetteremo di peccare, perché pecchiamo tutti i giorni e possiamo andare al Signore per i meriti di Gesù, con pentimento, e se chiediamo perdono dei nostri peccati tutti i giorni il Signore ci perdonerà. Ma dobbiamo andare a Lui con sincero pentimento. Quindi noi non saremo salvati perché smetteremo di peccare. È Gesù colui che ci giustifica. Ma noi saremo salvati se perseveriamo nel cammino che Egli ci ha indicato. Se rimaniamo fedeli a Lui, se rimaniamo costanti in Lui, se non ci tiriamo indietro, perché chi si tira indietro, il Signore non lo gradisce. Perché il Signore ci dà ogni risorsa per andare avanti. Allora noi abbiamo bisogno di costanza, però le domande ce le dobbiamo fare. Dove abbiamo bisogno di costanza? E questo brano di Ebrei ce lo suggerisce, e ce lo suggerisce in modo che possiamo rivedere nel nostro cuore se siamo costanti nel Signore oppure no. Noi abbiamo bisogno di perseveranza rispetto alla posizione che Dio ci ha dato. Parlo di una perseveranza nella fede. Abbiamo bisogno di essere perseveranti nella posizione in cui Lui ci ha posti, Egli ci ha giustificati, Egli ci ha perdonati, ci ha messi nella posizione dei figli di Dio. Ma tante volte noi scadiamo da quella posizione, smettiamo di rimanere in quella posizione, non siamo perseveranti in quella posizione. E questo dipende molto dalla nostra fede in Dio. Noi siamo santi, timorati di Dio, ci preoccupiamo di fare le cose che piacciono al Signore, invece di fare spallucce e dire ma sì, tutto sommato non sono così male. Noi ci preoccupiamo di piacere al Signore quando crediamo nel nostro cuore che Lui è santo, è puro, è giusto, realmente. Ma quando non crediamo più nelle perfette qualità di Dio, quando non ci ricordiamo più che Dio è ancora santo, quando non crediamo più che Egli è puro, quando pensiamo che Egli non è più giusto, non ci pensiamo più, non ce ne prendiamo più cura di quei pensieri, Dio diventa piccolo. Allora non ci preoccupiamo più di rimanere costanti nella posizione in cui il Signore ci ha salvati. Fratelli, sorelle, quando il Signore ci ha salvati, non ci ha posto in una condizione da falliti a persone di successo in questo mondo. Non ci ha messi in una posizione da
persone sconosciute a persone celebri. Quando il Signore ci ha salvati, ci ha tolti da una posizione di peccato, nel quale noi eravamo morti e che ci teneva lontani dal cielo, dalla salvezza, e ci ha messi in una posizione di salvati per grazia. Ed è quella posizione che richiede perseveranza. È la posizione di fedeltà a Dio, la posizione di desiderio di santificarci di più, di essere timorati del Signore. Ma quando ci dimentichiamo chi è Dio, cosa ha fatto Dio, quanto è importante, quanto è grande, allora non siamo più costanti nella nostra posizione, allora iniziamo a scendere a compromesso con i nostri piaceri, con le cose che vogliamo fare, con cui dobbiamo forse lottare, che non vogliamo più, a cui non vogliamo più resistere, quindi diventiamo più deboli in questo e non perseveriamo più nella vita di santità, di coerenza. Abbiamo bisogno di costanza nella posizione che il Signore ci ha dato, ma soltanto se c'è fede in un Dio santo, dalle qualità pure, noi potremo rimanere costanti. Abbiamo bisogno di perseveranza rispetto ai sentimenti verso il Signore. Dice lo scrittore agli Ebrei, ricordatevi di quei primi giorni in cui voi sostenevate le lotte con gioia, avevate dei sentimenti che vi rendevano gioiosi nel Signore, vi rendevano desiderosi di servirlo, vi facevano stare sulle spine per il grande desiderio di piacere a Dio, far qualcosa per Lui, onorarlo in qualche modo. Ci studiavamo ed eravamo in un flusso costante di desiderio, di zelo, di iniziative. Ora noi riusciamo a essere gioiosi e desiderosi di servire il Signore, di cercare le sue cose, quando crediamo che Lui è grande, è glorioso, è degno di essere seguito. E quando non lo crediamo più, quando ce lo dimentichiamo, quando per noi Dio è grande ma a parole, ma non è grande nel nostro cuore, quando Dio non è più glorioso, quando noi non ci fermiamo più a considerare la gloria di Dio, quando anche i termini con cui ci riferiamo a Dio sono termini terreni, che parlano delle cose di qua giù, che parlano delle cose che possiamo fare, avere, ottenere nella nostra vita materiale, quando non è più glorioso il Signore, quando il pensiero dell'eternità non ci fa più fermare, quando la grandezza dell'universo, gli interrogativi di come ha fatto Dio, come fa Dio a sostenere le cose, quando tutte queste cose non ci sono più, quando non crediamo più che Dio è degno di essere seguito, costi quel che costi, noi perdiamo la gioia, noi perdiamo il desiderio. E perdere gioia e desiderio significa non essere più perseveranti. Quanti in una crisi personale si sono ravveduti, hanno dato il cuore al Signore e in quel momento erano sinceri, ma poi sono avvenute tante cose, tanti problemi, tante situazioni, o anche solo la voglia di compiacere a se stessi, l'orgoglio di dire no, io vado bene così. Tutte queste cose ci hanno fatto dimenticare che Dio è grande, che Dio è glorioso, che noi abbiamo un rapporto personale con colui che è l'Onnipotente. E allora anche parlare di Dio è un parlare di cose limitate, pienamente contenute nelle nostre tasche. Dio non è così. E quando noi lo dimentichiamo, noi perdiamo la perseveranza nei nostri sentimenti, abbiamo bisogno di costanza. Dice lo scrittore agli Ebrei, ricordatevi quali erano i vostri sentimenti. Quando vi rubavano le cose, ingiustamente vi accusavano e voi lo accettavate con gioia. Dovete avere costanza nella gioia, nei vostri sentimenti. Se cambiano i sentimenti che abbiamo per il Signore, non siamo più perseveranti e Dio non ci gradisce. Dio non ci gradisce. Abbiamo bisogno di perseveranza rispetto alla speranza che abbiamo nelle promesse del Signore.
se speriamo in qualcosa di migliore, se speriamo nelle benedizioni della sua parola, è perché ci ricordiamo che Lui è l'Onnipotente, Lui è il fedele. E se ce lo ricordiamo, noi non veniamo meno nelle promesse. Noi non smetteremo di andare avanti sapendo che fedele è colui che ha fatto le promesse, dice ancora lo scrittore agli Ebrei. Dio è fedele. E noi andiamo avanti continuando a sperare in Lui, anche quando il mondo intero ci dice che siamo degli stolti a sperare nel Signore, siamo degli illusi. Continuiamo a perseverare e questa perseveranza non ci fa venire meno. Stiamo aspettando una promessa da parte del Signore, non arriva, continuiamo a sperare, continuiamo a essere costanti, la nostra fede non oscilla, non viene meno. Non smettiamo di credere con ardore nel Signore, perché perseveriamo nel credere nelle sue promesse, perché le sue promesse sono sì e amen. Ma quando ce lo dimentichiamo, allora smettiamo di credere nelle possibilità di Dio e smettiamo di cercare, smettiamo di sperare. In altre parole, non perseveriamo più, non siamo più costanti. Ricordiamoci di quei primi giorni in cui eravamo disposti a perdere tutto pur di rimanere nella posizione in cui il Signore ci ha messi. E la domanda è, alla fine di quest'anno, ma abbiamo perseverato fino alla fine? O a un certo punto, nella nostra storia del 2020 o nella nostra storia di vita, abbiamo rovesciato il tavolo, abbiamo detto basta, torno indietro, basta, smetto, basta, cambio. Beh, questo atteggiamento Dio non lo gradisce. Chi avrà perseverato fino alla fine? Nei primi tempi eravamo disposti a ogni cosa pur di mantenere la posizione che Dio ci aveva dato. Eravamo disposti a ogni cosa, anche a perdere tutto, pur di mantenere i sentimenti puri che avevamo per il Signore. Avevamo una speranza che nessuno smuoveva dal nostro cuore. E questo atteggiamento era suscitato dalla nostra fede in Dio. Forse è cambiato il nostro modo di vedere il Signore. Forse è cambiata la nostra fede in Dio. Fatto sta che la grande assente nella nostra vita è la perseveranza. Se sentiamo che non abbiamo forze, se sentiamo che non arriveremo al traguardo, se abbiamo perso la voglia di fare le cose di prima, se stiamo giustificando i cambiamenti della nostra vita, ma sappiamo nel cuore che non c'è più quello zelo, quel fervore, vediamo le cose in modo diverso, tutto più opaco, tutto più spento, con un maggiore criticismo. Se avvengono queste cose, forse perché la nostra visione del Signore è un po' cambiata, ma noi vogliamo vivere con la fede in un Dio grande. Chi si tira indietro, chi cambia, il Signore non lo gradisce. Ma noi non vogliamo smettere di avere fede. Concludo con l'incoraggiamento del verso 39. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Voglio pregare il Signore. Questo è l'ultimo messaggio del 2020 per quanto mi riguarda e voglio pregare il Signore perché i Suoi figliuoli siano un popolo perseverante fino alla fine, che non tornino indietro dopo aver messo mano all'aratro, dopo aver intrapreso l'opera del Signore, dopo aver iniziato il cammino di fede, non cambino nello zelo, nell'amore, nella fede, nel servizio, non cambino, rimangano perseveranti, perché chi avrà perseverato fino alla fine salverà l'anima sua.